Buongiorno da Sicilia, 24 questi titoli di oggi. Catania, grave incendio alla zona industriale, evacuata la STM, le fiamme divampate da un centro estetico, 5 aziende coinvolte, danni per milioni di euro. Palermo, dopo l'episodio della donna ferita da un giovane con un colpo di fucile, è decisa una quarta zona rossa nell'odierno Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Intanto è caccia all'uomo che dopo il gesto si sarebbe scusato e poi fuggito. Caro voli, oggi il sit-in di protesta della Federconsumatori davanti all'aeroporto Falcone e Borsellino, denunciato il grave aumento dei prezzi in occasione delle festività natalizie. A Catania è inaugurata la 6ª isola ecologica affidata alla Ecocar, il nuovo centro di Via Forcile. A Natale non tutti sono felici, per chi soffre di malinconia, ansia, solitudine. Dicembre è un mese difficile da affrontare. Abbiamo sentito il parere di una psicologa. Calcio, il Palermo che ha rallentato la corsa dopo il pari di Avellino concluderà l'anno al Barbera contro il Padova. A gennaio focus sul mercato con Brunori in uscita. Serie C, vince il Catania, infiamma il Massimino, rossazzurri superano 2-0 l'Atalanta Under 23, centrano l'obiettivo di diventare campioni d'inverno. Il tecnico toscano: abbiamo vinto meritatamente. Il Siracusa batte il Trapani 3-0 nel derby siciliano al De Simone. Bentrovati, un grave incendio ha colpito la zona industriale di Catania, è stata addirittura evacuata la ST Microelectronics con fiamme che sarebbero divampate da un centro estetico per poi propagarsi ai capannoni circostanti. Ci fa il punto su questa situazione Tonino De Mana. Danni per migliaia e migliaia di euro, 5 aziende coinvolte e 5 squadre dei vigili del fuoco che si alternano da ieri sera, quando un grosso incendio sviluppatosi in questo gruppetto di edifici e capannoni ha fatto scattare anche il piano di evacuazione delle sale di produzione della ST Microelectronics. Momenti di paura e di tensione, con le fiamme che, per la presenza di materiale infiammabile di vari tipi, dai materassi di un centro benessere all'idropittura, passando per liquidi per l'agricoltura o farmaci per animali, hanno incenerito una vasta area in cui operavano, come detto, ben 5 aziende. Le origini del rogo, sviluppatosi intorno alle 20:30 di ieri, restano ancora da chiarire. Gli inquirenti non escludono alcune ipotesi, da un possibile malfunzionamento legato alle luminarie natalizie o di qualche macchinario ad un gesto doloso. Ricordiamo che nella zona dall'estate ad oggi si tratta del terzo incendio. Sul posto, oltre a vigili del fuoco, forestale e protezione civile, sono stati impegnati polizia e polizia municipale per il controllo della zona e la gestione della viabilità. Le operazioni si sono svolte in condizioni meteo avverse, con la pioggia battente che ha reso ancora più complessa la comprensione delle cause scatenanti. Sarà adesso la magistratura ad occuparsi della vicenda sulla base delle relazioni dei vigili del fuoco. E intanto ci spostiamo a Palermo, dove è stato deciso proprio oggi, durante un comitato per l'ordine e la sicurezza, che nascerà una ennesima zona rossa, la quarta. Il comitato lo ha deciso proprio dopo l'episodio legato alla donna che è stata ferita nella notte fra sabato e domenica. Ma ci dice tutto Manlio Viola. Nascerà un'altra area di tutela e controllo delle forze dell'ordine, la quarta a Palermo. Dopo una riunione durata quasi 2 ore, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha deciso di dar vita ad una zona vigilanza rafforzata. Si tratta non proprio di una quarta zona rossa, ma comunque di un'area posta sotto attenzione da parte delle forze dell'ordine. La zona in questione andrà da Piazza Sturzo, sotto Piazza Politeama, fino a tutta l'area dei locali di via Isidoro Lalomia, comprendendo anche Piazza Nascea, a ridosso del quartiere del Borgo Vecchio, teatro della sparatoria di sabato notte. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tornerà a riunirsi per analizzare i dettagli del provvedimento, che verrà subito dopo adottato dal prefetto. Intanto è caccia all'uomo dopo la sparatoria che ha causato il ferimento della giovane donna di 33 anni raggiunta da una rosa di pallini da caccia alla spalla e di 2 altri passanti investiti dalla smart del feritore durante la fuga dal luogo della sparatoria. La polizia ha già identificato il giovane e ricostruito la vicenda. Il colpo sarebbe partito accidentalmente dall'auto parcheggiata. Dopo lo sparo il ragazzo sarebbe sceso dalla vettura per
per sincerarsi delle condizioni della giovane colpita. Avrebbe chiesto scusa, ma visto il sangue sarebbe stato preso dal panico, risalito in auto sarebbe fuggito investendo gli altri 2 passanti che hanno riportato per fortuna solo ferite lievi. Valentina Peonio, la ferita, è ricoverata al Trauma Center di Villa Sofia, le sue condizioni sono stazionarie. A raggiungerla diverse decine di pallini da caccia dalla spalla alla zona lombare. Non si trova invece il feritore, anche se sono in corso trattative con la famiglia per convincerlo a costituirsi. Restiamo a Palermo, torniamo sul problema del caro voli che riguarda l'isola. Oggi davanti all'aeroporto Falcone e Borsellino un sit-in di protesta organizzato da associazioni, in primis da Federconsumatori. Ma sentiamo Marco Gullà. Anche 600 euro per tornare in Sicilia in occasione delle festività natalizie. Il caro voli incombe e incide sul portafoglio dei tanti siciliani che vogliono tornare nell'isola. Davanti all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, questa mattina un sit-in di protesta da parte dell'associazione Nunzi Parti, insieme a Federconsumatori Sicilia. È impensabile spostarsi nel nord d'Italia sprecando ben 2 giorni per viaggio. Qui non c'è un vero mercato libero e effettivo, bisogna coniugare le esigenze costituzionali di rispetto del mercato libero. Tratte particolari per tornare in Sicilia e risparmiare sul prezzo del biglietto. Fuori misura 500-600 euro o addirittura andare incontro a viaggi che sono di sé. Un ragazzo che conosco ha dovuto affrontare un viaggio da Torino, ha fatto scalo a Budapest e poi è tornato a Catania. È una situazione inaccettabile. Purtroppo ogni anno è così, ma non solo a Natale, anche ci sono altri periodi festivi dove i prezzi vanno alle stelle, a meno che non si compra molto prima. Una situazione che costringe molti giovani immigrati siciliani a fare sacrifici per mesi pur di tornare a casa o addirittura a rinunciare al rientro per mancanza di risorse economiche. È una situazione inaccettabile. Allora, dai voli, dagli aerei ai treni nuovi di zecca, fermi però nei depositi perché in realtà sono a rischio usura delle ruote, tratte ferroviarie secondarie, chiuse o in manutenzione. È un po' il paradosso delle ferrovie siciliane che ci racconta Luca Ciliberti. Convogli fermi nei depositi, soldi spesi, quasi $500 miliardi tra adeguamento delle infrastrutture e nuovi mezzi di trasporto. E il risultato? Un paradosso tutto siciliano che si consuma sui binari delle ferrovie dell'isola. Nel 2023 la Regione impegna €300 milioni per comprare una ventina di nuovi treni, molti dei quali modelli blues per sostituire le vecchie locomotive. I treni arrivano nel 2024, ma sin da subito si registrano alcune criticità, in particolare sull'asse Siracusa-Caltanissetta Centrale e anche Siracusa-Ragusa-Caltanissetta. I nuovi treni accusano problemi di compatibilità con l'infrastruttura esistente. I sistemi rivelano una usura anomala di ruote e binari. Di fatto, i treni sono più pesanti di quanti i binari stessi possano sostenere. I livelli di usura delle ruote motrici vengono testati durante il servizio. Questi margini di pesità sono stati assolutamente studiati. Alcune tratte vengono chiuse, i treni sostituiti con i pullman per garantire comunque il servizio. Il caso arriva in Parlamento nazionale dopo una segnalazione durante la trasmissione Il Punto di qualche settimana fa e raccolta dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. RFI e Trenitalia in una nota rispondono che sono intervenuti attraverso interventi tecnici mirati che hanno già prodotto significativi miglioramenti. Ad oggi è stato ripristinato il servizio ferroviario tra Catania Centrale e Caltagirone e tra Siracusa e Ragusa, mentre permane il servizio sostitutivo per i collegamenti Ragusa e Gela e Modica Caltanissetta. Ormai anche i pendolari, che da anni si sono organizzati con movimenti spontanei, sono stanchi di protestare. Nella irredimibile isola dei paradossi, Sciascia diceva: bisogna andare in Sicilia per capire quanto è incredibile l'Italia, in tutti i sensi. Adesso a Catania è operativo da oggi il 6° centro comunale di raccolta. La struttura, affidata ad Ecocar, realizzata in un'area di via Forcile. Orari, modalità e conferimento, oltre che benefici del servizio. In questo servizio di Tonino De Mana.
È l'ultimo, ma non per importanza, centro di raccolta comunale dei rifiuti ad aprire e dal punto di vista geografico consente di colmare una zona finora scoperta, offrendo un servizio strategico non solo ai residenti dell'area sud di Catania, ma anche ai cittadini provenienti da altri quartieri. Dalle 9:30 di questa mattina, affidato ad Ecocar, è operativo il centro comunale di raccolta di via Forcile, nella zona di San Giuseppe l'Arena. I primi ad arrivare sono stati un cittadino che ha scaricato carte plastiche ed un furgone carico di materassi, divani e arredi vari. Lo vedete in queste immagini mentre vengono riversati nello scarrabile. L'importanza di questo centro di raccolta nelle parole di Benedetto Diana, referente Ecocar. I benefici per gli utenti catanesi sono uno di potersi disfare in qualsiasi giornata di apertura di pressoché tutti i rifiuti domestici, perché noi qui non prendiamo solo tipologie tra virgolette un po' fuori dall'usuale, ma anche quelle che normalmente si raccolgono con la raccolta a domicilio, ad eccezione dei rifiuti indifferenziati ovviamente e anche dell'organico, però le altre tipologie si possono portare tutte. Poi il centro nasce principalmente per poter conferire gli ingombranti, per poter conferire mobili di vario genere, batterie, pile, toner, tutto questo tipo di rifiuti qui. E il vantaggio, oltre alla comodità, è anche quello di poter usufruire di uno sgravio sulla Tari che è pari a 7 centesimi al chilo, non sull'intera cifra, non è che diventa gratis, però si può arrivare a uno sconto anche abbastanza importante. Il centro è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9:30 alle 15:30 e il sabato dalle 9 alle 13. Nuovi orari anche per il CCR di Librino di Viale Biagio Pecorino, che da oggi si uniforma agli orari di altri centri di raccolta comunali. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi rientreremo andando a Catania al comando provinciale dei Carabinieri per un augurio e un impegno speciale. A tra poco. Siamo tornati in studio a Catania, un impegno costante sul territorio in una fitta rete di collaborazioni nell'azione di contrasto alla criminalità. Con questo impegno oggi nella caserma del comando provinciale di Catania il neo comandante del reparto operativo dei Carabinieri Davide Occhiogrosso, come vedete, ha incontrato i giornalisti nello scambio di auguri di Natale e adesso sentiamo appunto il suo auspicio al nostro microfono. L'Arma dei Carabinieri è costantemente impegnata, quotidianamente impegnata nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, alla criminalità organizzata, e l'impegno dell'Arma continuerà ad essere massimo in sinergia con le altre forze di polizia, con la Procura della Repubblica. L'augurio del 2026 è quello di continuare anche a collaborare con gli organi di informazione sul territorio per continuare a garantire un'informazione corretta. Ci occupiamo di chi le feste non le vive propriamente con grande gioia, si chiama Christmas Blue ed è in fondo un po' una sindrome di tristezza proprio legato al periodo delle vacanze, a dicembre, mese che diventa delicato per la salute mentale proprio per chi soffre di malinconia, ansia o senso di solitudine. Sentiamo Eva Spampinato. Mentre le città si illuminano, cambiano volto e la frenesia che scandisce il conto alla rovescia invade le strade, nel calendario delle emozioni il Natale è un paradosso. Fuori le luci, dentro il buio. È la zona d'ombra delle feste, quella che nessuna cartolina o storia su Instagram mostra, ma che ogni anno cresce silenziosa, come confermano anche le statistiche. Si chiama Christmas Blues e non è una depressione a tutti gli effetti, ma una forte sensazione di malinconia, ansia, solitudine che si acuisce proprio nel mese di dicembre. Il Natale è per sua definizione la festa delle famiglie, la festa della gioia, la festa della felicità e soprattutto dell'unione. Le cause sono tante: chi vive la perdita di una persona cara, chi affronta la solitudine, chi subisce pressioni economiche o sentimentali, chi sente forte l'obbligo di mostrarsi felice e chi deve confrontarsi con i conflitti di famiglia e i parenti serpenti. E quindi chi non è felice, chi non è contento della propria vita, è chiaro che sente ancora di
più il senso della solitudine. Natale secondo me oggigiorno si sta anche modificando, cioè non è più la festa delle grandi famiglie allargate, spesso i figli vivono fuori per lavoro, non scendono per Natale per motivi vari, e quindi le famiglie in qualche modo stanno ritornando ad essere un po' più nucleari. Il Natale non deve essere per forza allegria obbligatoria, può essere anche una tregua, un momento per prendersi cura di sé, accogliendo anche la malinconia. Si può provare forse a costruirsi un proprio Natale, costruirsi dei propri rituali, organizzarsi una giornata in qualche modo che possa comunque trascorrere serenamente. E adesso ci fermiamo ancora. Subito dopo la pausa vi aspetto per una nutrita pagina dedicata al calcio siciliano. A tra poco. Siamo al calcio, cominciamo dalla Serie B e dal Palermo in un momento di riflessione dopo il pareggio di Avellino, quello che poteva essere che non è stato. Rosanero adesso si apprestano ad affrontare l'ultima partita dell'anno. Marco Gullà. Il pari di Avellino ha rallentato la corsa del Palermo. Per seguire la scia delle prime della classe occorreva una vittoria che al Partenio è stata sfiorata, ma non è arrivata. L'ingenuità di Diachité con l'espulsione ha gasato l'Avellino, che ha poi trovato il pari nel finale. Adesso l'obiettivo dei siciliani è quello di chiudere al meglio il 2025. Sabato al Barbera arriverà il Padova per l'ultima gara prima della sosta invernale. Ormai bisogna portare a casa questo punto, è inutile pensare a quello che potevamo fare meglio. Diamo continuità ai risultati, è chiaro che prima partita avremmo voluto vincerla, però adesso è fondamentale chiudere sabato davanti al nostro pubblico con un'altra vittoria. Al Partenio è arrivato il primo gol di Filippo Ranocchia, tornato ai livelli di 2 anni fa. Purtroppo siamo tutti molto rammaricati per questi 2 punti che non siamo riusciti a portare a casa, però come ho detto prima ci teniamo la reazione e soprattutto il secondo tempo, perché è stato sicuramente un buon secondo tempo rispetto al primo. Al Barbera sabato il Palermo saluterà un anno ondivago. A gennaio poi focus sul mercato con Brunori ormai in uscita. E adesso andiamo alla Serie C con la vittoria di ieri al Massimino. Il Catania ha chiuso il 2025 in vetta insieme al Benevento. Buona prova dei rossazzurri contro i giovani dell'Atalanta. Sergio Colosi. Benevento chiama, Catania risponde. Pioggia e Atalanta Under 23 non fermano la corsa della squadra di Toscano, che torna a vincere con merito ed è campione d'inverno insieme ai campani. Un testa a testa Salernitana e Cosenza permettendo, che troverà una sentenza nel girone di ritorno. Catania brillante contro un avversario spavaldo con qualità, nel contesto di una gara bella ricca di emozioni, parate e colpi di scena come i 2 legni rossazzurri. Lunetta si conferma fattore determinante. Da un suo inserimento nasce rigore trasformato dall'ex di giornata Caleb Jimenez. Il talento milanese è più ispirato del solito, firma il raddoppio nella ripresa scoprendo qualità da opportunista. La doppietta rilancia il tema del suo futuro. L'appuntamento è rimandato ovviamente dopo le feste, siccome ci godiamo le feste in famiglia e poi si ritorna a fare sul serio. Il dato che passa alla storia è che questo Catania al Massimino nel girone d'andata non ha mai preso gol. La striscia positiva prosegue anche nella domenica in cui manca per squalifica il perno centrale di Gennaro, ma in panchina c'è un'altra squadra di titolari, vera forza di un Catania in piena corsa per la B. Restiamo alla Serie C, ieri Siracusa travolgente, gli azzurri dominano e annientano il Trapani nell'atteso derby, è finita 3-0, sentiamo il resoconto da Marco Petrolito. Gara a senso unico al De Simone, dove Siracusa torna a sorridere conquistando con una prova autoritaria l'attesissimo derby contro il Trapani. 3-0 il risultato finale di un match rabbioso e dominato dagli azzurri dall'inizio alla fine. Aretusei che partono forte e mettono subito alle corde i Granata, costretti sulla difensiva sin dai primissimi minuti di gioco. Dopo una clamorosa traversa colpita all'8º da Perigini, il vantaggio arriva 2 minuti più tardi con Contini, che è bravo a controllare e a finalizzare un'azione corale ben rifinita da Limonelli. Il Trapani prova a rispondere al 13° con un colpo di testa di Grandolfo parato da Farroni, ma il Siracusa continua a spingere e sfiora più volte il raddoppio, che arriva puntuale allo scadere del primo tempo. Parigini semina il panico sulla sinistra, serve Ba ed il centrocampista senegalese, uno dei migliori in campo, supera Galeotti con un elegante tocco sotto per la rete del 2-0.
Nella ripresa non cambia il copione, gli azzurri mantengono alta la pressione e al 55esimo chiudono definitivamente le ostilità con Contini, rapidissimo a sfruttare il dialogo tra Baia e Limonelli e a trafiggere con una botta sotto l'incrocio l'incolpevole Galeotti. Il Trapani non riesce più a reagire, mentre il Siracusa sfiora il poker, prima al 75esimo con Molina di testa, poi con Puzzone e al minuto 80 con Candiano. Al triplice fischio finale, la delusione dei tifosi azzurri legata ai mancati pagamenti societari della settimana scorsa, che potrebbero portare anche ad una penalizzazione, si trasforma così in festa. Davanti a 3.300 spettatori, infatti, nonostante la pioggia battente, il Siracusa ritrova il successo e la fiducia necessaria per continuare a lottare per la salvezza. Tutti i temi e gli approfondimenti sul calcio siciliano nella puntata di Anteprima Corner che sta per andare in onda subito dopo la sigla del nostro telegiornale, e poi questa sera alle 20:45 l'obiettivo è tutto sul Catania nello spazio ovviamente di Corner. Entrambi questi appuntamenti sono condotti come sempre da Angelo Gagliano. Io vi ricordo che Sicilia 24 tornerà nella prossima edizione alle ore 19 e vi ringrazio per averci seguito. Buona giornata.